Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Paura a Caracas dopo l'attacco americano che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Maduro e della moglie. Molti gli italiani in città, tra questi un'imprenditrice ragusana, Adele Sulsenti, che al nostro TG racconta i momenti di tensione vissuti in Venezuela. Ancora spari allo Zen contro la chiesa del quartiere palermitano. In un video che circola sui social si vedono 3 ragazzi armati di pistole e fucili. Il parroco Giannalia fa un appello ai responsabili: fermatevi, siete ancora in tempo. A Vittoria, nel Ragusano, intimidazioni al sindaco e atti incendiari fanno salire la tensione in città. Nel mirino di ignoti un immobile acquisito dal comune che un tempo apparteneva ad un esponente mafioso. L'influenza stagionale ha raggiunto il picco anche in Sicilia. La variante K spinge i contagi anche nell'isola. I sintomi più comuni sono febbre e tosse persistente, ma per i soggetti fragili sale anche il rischio di polmonite interstiziale. Etna sorvegliato speciale, il fronte lavico più avanzato è a quota 1360 metri, a pochi chilometri dal centro abitato di Fornazzo. La situazione è sotto controllo, dice il sindaco di Milo ai nostri microfoni. Via i saldi in Sicilia, dove secondo le stime si spenderanno in media 300 euro tra i prodotti più acquistati: abbigliamento, calzature e accessori. Calcio in Serie C, domani Catania in campo a Foggia per la prima partita del 2026. Possibile debutto per il nuovo acquisto Bruzzaniti. Momento difficile per Siracusa e Trapani, domani in casa contro Salernitana e Casarano. Bentrovati, lo avete sentito, paura a Caracas dopo l'attacco americano che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Maduro e della moglie. Sono molti gli italiani in città, tra questi c'è anche un'imprenditrice ragusana, Adele Sulsenti, che vive nella capitale, che ci ha raccontato quegli attimi. Veronica Barbarino. Un attacco pianificato nei minimi dettagli ha cambiato in poche ore il volto politico del Venezuela. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l'operazione militare che ha portato alla cattura e al trasporto fuori dal paese del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della moglie. Obiettivo: la rimozione del leader venezuelano dal potere. A Caracas la popolazione ha vissuto ore di tensione, paura e attesa. A raccontarcelo Adele Sulsenti, ragusana che vive da anni a Caracas, famosa imprenditrice nel settore assicurativo. Alle 2 del mattino sono stata svegliata da forti rumori. Sembravano lampi, veramente, che tremava tutta la casa. Stavano lanciando delle bombe sulla città, qua si può vedere la città. E c'erano molti aerei e elicotteri che giravano sul cielo, anche sopra tutta la città, li vedevamo anche qui vicino. Per un'ora e mezza, 2 ore, abbiamo visto che tante case o edifici si sono un po' trascurati con l'impatto delle bombe, ma non abbiamo saputo di feriti. Stiamo a casa, la città è tranquilla, non ci sono né celebrazioni né violenza, non si sente niente sulla città, è veramente tranquilla. La Farnesina intanto sta monitorando la sicurezza della comunità italiana in Venezuela, invitando i connazionali a non uscire di casa e a limitare al minimo gli spostamenti. Torniamo in Sicilia, ancora spari allo Zen contro la chiesa del quartiere palermitano. C'è un video che sta circolando sui social dove si vedono 3 ragazzi sparare armati di pistole e fucili. Il parroco del quartiere si rivolge ai responsabili e dice: fermatevi, siete ancora in tempo. Marco Gulla. Se vuoi la vie, la mort, la stick, la glock, la drogue, chez les deux, se vuoi la vie, la mort, la stick, la glock, la drogue, chez les deux. Una musica che inneggia la malavita, pistole in aria come trofei. Da ieri sera un video circola sui social network e mostra 3 ragazzi lungo le strade dello Zen che ridono e scherzano, stringendo tra le mani 2 pistole e un fucile che poi, con estrema naturalezza, puntano verso il cielo, esplodendo una raffica di colpi. Sicuramente sono armi vere, perché una volta premuto il grilletto la
fiammata esce dalla canna di ciascun'arma. E la grigia e desolante istantanea di cosa sta succedendo allo Zen in queste ultime settimane. Un quartiere fuori controllo, lo ha definito il parroco della chiesa, presa di mira 2 volte dai malviventi. Padre Giannalia ha nuovamente trovato danneggiato uno dei portoni della chiesa, una nuova intimidazione anche contro un prete che sta cercando di aiutare molte famiglie dello Zen. Non siamo noi che dobbiamo avere paura. Ad avere paura devono essere altre persone, quelli che hanno fatto questo. Paura veramente, perché davanti a loro c'è uno scenario, sempre uno scenario terribile, perché fare questo vuol dire vivere veramente nella morte. E noi continuiamo ad andare avanti, tranquilli. Ci vorrebbe un altro per fermarci. Danneggiato il quadro elettrico della chiesa, padre Giannalia però fa un appello a chi ha sparato. A questi ragazzi dico: ragazzi, convertitevi, perché il tempo si è fatto stretto. Prima che succedano cose irreparabili per voi, ecco, l'avviso ve lo do io. È meglio che mi filmate e ritornate indietro finché siete ancora in tempo. E noi preghiamo proprio per questo. E intanto c'è una notizia: l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, il 6 gennaio celebrerà l'Epifania proprio nella chiesa di San Filippo Neri, oggetto di ripetuti e gravi atti intimidatori. Lo comunica in una nota alla Curia, esprimendo solidarietà al parroco Giannalia. A Vittoria, nel Ragusano, intimidazioni al sindaco e atti incendiari. Sentiamo. Era il 31 dicembre mattina quando il sindaco Aiello, qui nel cuore della città di Vittoria, è stato insultato con fare minaccioso da una persona alla guida di un SUV nero. Era sfacciata la provocazione e immediatamente mi sono detto: qualcosa accadrà nei prossimi giorni, perché è un segnale. Ho avuto l'accortezza di prendere le prime lettere, i primi numeri della macchina. L'ho inseguita per un certo tratto, invitandolo in mezzo alla strada a scendere: vieni qua. Sono cose che non accadono per caso, anche quando si tratta apparentemente quasi di banalità. Un episodio infatti apparentemente di poca rilevanza se valutato isolatamente, ma quanto accaduto nelle ore successive ne ha cambiato radicalmente il peso. Nel corso della notte infatti ignoti hanno appiccato un incendio lanciando una bottiglia Molotov sul tetto di un immobile recentemente acquisito per lottizzazione abusiva dal comune. La villetta è riconducibile a Raffaele Giudice, attualmente detenuto nel carcere di Roma. Gli investigatori stanno ora esaminando con attenzione le vicende legate alla casa, acquisita al patrimonio comunale negli anni scorsi, successivamente restituita a Giudice e tornata solo di recente nella piena disponibilità del Comune di Vittoria. Ogni possibile collegamento tra i 2 episodi è al vaglio delle forze dell'ordine, impegnate a far luce sull'accaduto. L'influenza stagionale ha raggiunto il picco anche in Sicilia. Quest'anno è ancora più aggressiva con lo spettro della polmonite interstiziale. Roberta Lunghi. Ospedale Cannizzaro di Catania, nel reparto di malattie infettive, il ricovero dei casi più gravi per l'influenza stagionale. In questo momento su 16 posti letto 4 sono riservati a 4 pazienti che sono con una forma grave di influenza. In questo momento impatta in termini di polmoniti interstiziali e in termini di insufficienza respiratoria. Tutta colpa dei 2 ceppi in circolazione, H1N1 e H3N2, con la complicità di un'altra variante assai aggressiva. La variante K, che evidentemente sta risultando più aggressiva e più grave di quello che ci si aspettava. Chiari i sintomi. Febbre molto alta, arriva a 39, disturbi respiratori con una a volte difficoltà importante, tosse insistente che perdura peraltro anche quando il processo infettivo si è esaurito, e ovviamente a volte disturbi anche intestinali. Il pericolo della polmonite interstiziale richiama un allarme ben noto al tempo del Covid e per i soggetti fragili è possibile la prescrizione della molecola oseltamivir, apposito farmaco antivirale. Per chi non raggiunge estreme complicanze, cautela, antinfiammatori e mucolitici per agevolare la guarigione, di solito più rapida in chi si è vaccinato.
Ecco, il picco si può considerare raggiunto o è da raggiungersi ancora? Ormai lo abbiamo praticamente quasi raggiunto, è chiaro che ci sarà un altro mese e poi sarà Sant'Agata che ci aiuterà come sempre a risolvere i problemi dei catanesi. Pochi posti letto, carenza di personale e un'ondata influenzale che manda in affanno il pronto soccorso. All'ospedale Vittorio Emanuele di Gela anziani e disabili restano per giorni in attesa, spesso nei corridoi. I familiari parlano di diritti negati. Il comune chiama in causa ASP e Regione. Gerri Italia. Corridoi affollati, lettighe che non bastano e pazienti costretti ad aspettare per giorni. È la fotografia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove il pronto soccorso e la stanteria vivono una situazione al limite, esplosa soprattutto durante il periodo festivo. I numeri sono ridotti da tempo, mancano posti letto e personale sanitario e l'aumento degli accessi legato alla diffusione della cosiddetta variante K dell'influenza ha fatto il resto. I medici assicurano che l'assistenza è garantita, ma le attese si allungano e i disagi diventano sempre più evidenti. A segnalarli sono i familiari dei pazienti. Un caso su tutti, un uomo di 80 anni colpito da emorragia cerebrale è rimasto per ore nel corridoio senza un posto in una stanteria. Accanto a lui un altro anziano con gravi problemi respiratori. A un certo punto, raccontano i parenti, sarebbero finite anche le lettighe disponibili. L'80enne è stato poi trasferito su richiesta della famiglia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. C'è poi la storia di una donna di 92 anni, cieca e con invalidità totale, rimasta quasi una settimana in una stanteria. Il figlio ha presentato 2 diffide parlando apertamente di violazione dei diritti del malato. Solo ieri il ricovero nel reparto di medicina. Il comune segue la vicenda, l'assessore alla sanità Filippo Franzone parla di una situazione spesso drammatica e annuncia un intervento politico. Nei prossimi giorni insieme al sindaco verrà chiesto un confronto con ASP e Regione, sul tavolo le carenze strutturali e di organico, una battaglia che parte da lontano. Già lo scorso settembre una manifestazione davanti all'ospedale aveva contestato il piano regionale che prevede il taglio di 18 posti letto su 147, una riduzione che pesa su una struttura chiamata a servire non solo Gela, ma gran parte dell'area sud della provincia di Caltanissetta, una pressione che oggi nei corridoi del Vittorio Emanuele è diventata un'emergenza quotidiana. Allerta gialle, situazione sotto controllo per quanto riguarda l'Etna. La colata lavica è stazionante a quota 1400 metri e defluisce nella desertica Valle del Bove. Siamo sereni, ha detto il sindaco di Milo, che con la frazione di Fornazzo è la più vicina al fronte lavico. Orazio Longo. Ancora una volta l'Etna ci ha sorpreso, afferma il vulcanologo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania Boris Benche, che in un post sui social parla di un colpo di scena e di un vulcano incredibile. Un'eruzione turistica, l'ha definita lo stesso direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Cocina, che dopo 2 riunioni in videoconferenza con l'Agenzia Nazionale e i sindaci locali ha rassicurato sullo stato dell'arte. Non ci sono pericoli imminenti, l'allerta resta gialla, ma attenzione ai turisti indisciplinati. Milo, con la frazione di Fornazzo, rimane il centro abitato più vicino alla colata, che ha toccato quota 1400 metri, defluendo il suo cammino nella Valle del Bove in zona desertica. Attivato il cancello sul sentiero di Pietracannone. Ho fatto l'ordinanza per limitare l'accesso al fronte lavico, in quanto praticamente molte persone in questi giorni si sono avventurati senza la necessaria attrezzatura. Al momento la situazione appunto a Milo è abbastanza tranquilla, non c'è alcuna preoccupazione fra la cittadinanza e noi siamo fiduciosi nel fatto che questa colata lavica rimarrà solo confinata appunto all'interno della Valle del Bove e non interesserà i nostri centri abitati. Operativo l'aeroporto di Catania nonostante l'allerta arancione del Vona. Intanto un escursionista è morto a causa di un infarto lungo il sentiero di Monte Gemellaro. Giunti a Valle del Bivacco in elisoccorso, i sanitari, dopo aver raggiunto l'area in cui si trovava l'uomo, hanno avviato le manovre di rianimazione ma senza esito. Primo giorno di saldi in Sicilia, buona la partenza con tanta gente nelle vie dello shopping, il budget medio sotto i 300 euro. Al nostro TG anche il Consiglio delle associazioni dei consumatori, proprio per evitare delle truffe. Francesco Aloi. Oggi partono i saldi, quindi è caccia all'affare.
Sì, diciamo che siamo già cacciati a fare, infatti. Stiamo cercando infatti qualche occasione. Il giorno dei saldi è arrivato, si parte anche in Sicilia. Si approfitta ad acquistare articoli belli, sfiziosi, eleganti che magari a inizio stagione per il prezzo alto non si acquistavano. Le vie dello shopping sono affollate già di buon mattino, si guardano le vetrine, poi si entra con la voglia di mettere mano al portafoglio, ma risparmiando. Budget di spesa? No, non ho una budget di spesa, quello che mi piace prendo. In famiglia, considerando io e mia moglie, sempre sulle 400, 350, insomma. È di 270 euro la spesa media per i siciliani. Tra i prodotti che dovrebbero essere più acquistati, sul podio ci sono abbigliamento, calzature e accessori. Se il buongiorno si vede dal mattino, le aspettative sono più che buone e gli acquisti online non spaventano i commercianti. Si sta iniziando a vedere un po' di movimento in più, chiaramente con i saldi, perché la gente ne approfitta e speriamo bene. Comunque, prima di ogni acquisto bisogna fare attenzione. Fondamentale è non fatevi ingolosire dal saldo del 70-80%. No, possono essere fondi di magazzino. In buona sostanza un saldo è attorno, un buon saldo, 40-50%. Applausi al Teatro Massimo Bellini per il concerto di Capodanno, successo per la nostra diretta su Antenna Sicilia e su Sicilia Web con contatti da tutto il mondo. Sentiamo. Il terzo bis è stato il Cancan di Offenbach dopo Tace il labbro dalla Vedova Allegra e Vieni a Varasdin dalla Contessa Mariza, ricontestualizzato con Vieni a Catania. Vieni a Catania ed Reggio risulta cammi al tocco magico dei piedi. Il pubblico delle grandi occasioni al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per il tradizionale concerto di Capodanno. Politici, famiglie e pure chef stellati tra i palchi. Soddisfatto il sovrintendente Cultrera. All'inizio del 7° anno di questa sovrintendenza sento il dovere di ringraziare tutta la squadra che è stata la stessa per oltre 6 anni e quindi possiamo offrire delle stagioni di livello internazionale. Questo è stato anche il chiamo per tutti coloro che si sono abbonati e che frequentano il nostro teatro. Grande successo per la nostra diretta su Antenna Sicilia e sul web, su Sicilia Web, con contatti da tutto il mondo. Lo sforzo tecnico e della redazione è premiato dagli ascolti. Ad accompagnare passo dopo passo gli spettatori attraverso la scaletta del concerto Roberta Lunghi, con Eva Spampinata a raccontare il dietro le quinte. Sono sempre felice di tornare qua, ritrovo la magia del Bellini e della sua orchestra, del suo coro. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Domani tornano in campo più che altro le siciliane di Serie C. Vi aspetto, a tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B, il Palermo si gode gli ultimi giorni di riposo, nel frattempo il direttore sportivo Carlo Osti lavora sia sul mercato in uscita che in quello in entrata. Sentiamo le ultime. Marco Gulla. Questione di ore e poi Matteo Brunori sarà un calciatore della Sampdoria. La seconda cessione dell'anno per il Palermo si sta definendo. La prima è stata quella di ieri con il portiere Bardi passato al Mantova, tra l'altro prossimo avversario dei rosanero in campionato. Ma il direttore sportivo Carlo Osti sta cercando di dare subito ad Inzaghi una valida alternativa a Brunori. L'obiettivo principale in entrata è Matteo Tramoni, ma la valutazione del Pisa è attorno ai 6 milioni di euro ed è considerata troppo alta dal Palermo. L'idea di
base per la formula del trasferimento sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Restano vive le alternative ritenute altrettanto affidabili dalla dirigenza. In cima alla lista c'è Pierini del Sassuolo, ma non del tutto escluse le strade che portano a Moreo e Jonsen. Su quest'ultimo però ci sarebbe il forte interesse del Venezia. Sul fronte uscite dovrebbe lasciare il Palermo anche Corona, su di lui diversi club di Serie B. Potrebbe andare al Pescara, sta alla finestra anche la Reggiana. Intanto la squadra a breve riaccenderà i motori in vista dell'impegno di campionato di domenica 11 a Mantova. Inzaghi recupererà giocatori importanti come Beresischi e Vasic, oltre a Pierozzi, che ha comunque giocato parte del match contro il Padova. Torneranno invece in campo domani le siciliane di Serie C. Partiamo dalla Catania, che sarà a Foggia per la prima partita del 2026. Rossazzurri in testa alla classifica. Bruzzaniti, che ieri ha firmato il contratto, è partito con la squadra, ma sentiamo tutto nel servizio di Marco Carli. La bandiera di Catania è dietro il pullman con la squadra, all'aeroporto alla vigilia della prima trasferta del 2026, che sarà allo Zaccheria di Foggia. Si cerca di partire al meglio anche nel girone di ritorno, dopo aver chiuso in testa l'andata insieme al Benevento, fra le grandi avversarie di questo campionato che il Catania vuole vincere, contando anche sulle armi in più. Una è il nuovo arrivato Bruzzaniti, anche lui sul volo che ha portato i rossazzurri in Puglia. Non si è allenato con i compagni ed è da valutare a livello fisico. Per il resto, out Allegretto per un piccolo affaticamento, in difesa giocherà Pieraccini, a centrocampo pronti alla conferma Quaini e Di Tacchio, da Ausilio sarebbe favorito per giocare con Jimenez alle spalle di Forte. Qualche ballottaggio e tante certezze per Toscano, quelle emerse dopo un intero girone. Il nostro obiettivo è iniziare come abbiamo finito. Lo vogliamo fortemente perché sappiamo che partire forti dopo questa settimana di sosta è la cosa più importante. È una partita che bisogna prendere con le pinze. Hanno cambiato allenatore, nelle ultime gare hanno dimostrato di aver trovato un'identità ben precisa, una squadra che è molto dinamica. Domenica diretta in esclusiva in chiaro su Telecolor a partire dalle 11.30, poi la telecronaca del match dalle 12.30 a fine gara. Come sempre, le interviste ai protagonisti. Non è un momento semplice invece per Siracusa e Trapani, che devono fare i conti con diversi problemi extracampo. Intanto domani affronteranno entrambe in casa avversari tosti come Salernitana e Casarano. Francesco Triolo. Due partite molto diverse tra loro, quelle di domani, ma che alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia per Siracusa e Trapani possono dare l'idea di quello che potrà essere il cammino futuro, a cominciare dal Siracusa che ospita la Salernitana, terza in classifica e con la voglia di partire col piede giusto per recuperare le distanze da Catania e Benevento. Il Siracusa, che troverà la squadra di Peppe Raffaele, una squadra ed un ambiente intontiti dagli ultimi avvenimenti. Prima il deferimento per il mancato pagamento scorso 16 dicembre di stipendi, contributi INPS e IRPEF, che porterà ad una penalizzazione probabilmente tra i 4 e i 6 punti. In più c'è poi il rischio di perdere altri pezzi pregiati. Turati contro la Salernitana ad esempio non avrà già guadagni, andato al Picerno, da decidere il futuro di Ba, che non vuole più rimanere, e la possibilità che la lista dei partenti sia lunga è davvero alta. Non è che il Trapani se la passi meglio, al provinciale arriverà il Casarano e sulla carta c'è la possibilità di accorciare sulla zona playoff, ma la situazione del club Granata, così come di quello di basket, non fa certo dormire sonni tranquilli. L'apertura del mercato è stato per il Trapani l'occasione per cedere. Carriero è andato alla Salernitana, Ciotti del Cosenza e Negro allo stesso Casarano, avversario domani pomeriggio. Tutti i trasferimenti a titolo definitivo. Insomma, sembra una diaspora quella iniziata sia a Trapani che a Siracusa. Ed è ufficiale il nuovo deferimento per il Trapani. Alla società del presidente Antonini sono contestate violazioni amministrative. In una nota la società chiarisce che si tratta della riproposizione di quello relativo al mese di ottobre 2025, già oggetto di difesa davanti al Tribunale Federale Nazionale, con l'unica esclusione della posizione INPS. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono altre notizie, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e un buon sabato sera.